chiama Domenico, ha 48 anni e viene esattamente da Castelvetrano ed è in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Ciao Domenico. Ciao. Allora Domenico, tu sei in cerca della donna ideale. Sì. Quanto tempo è che sei single? Un 30 anni. Un 30 anni. Tu praticamente 30 anni vivi da solo. Da solo, sì. Hai 48, quindi da 18 anni. Da 18 anni, sì. Ascolta, e come hai fatto in questo tempo? Non ti senti solo, non soffri la solitudine? Sì. Sì, ogni tanto sì, perché uno arriva la mattina, si alza la mattina senza una compagna a fianco, la mattina certo, è brutto, preparare per mangiare, lavarmi le panne, tante altre cose. Certo. Fare la spesa. Abiti da solo? Abito da solo, sì. C'hai la casa tua? Sì, sei motorizzato, la macchina ce l'hai? Hai un ce bel lavoro? Sì, sì. Che lavoro fai? Lavoro alla scuola alberghiera. Alla scuola alberghiera? Di Castelvetrano. Da molto tempo, sì? Sì, sei affermato? Sono proprio effettivo completamente. No? Esatto, quindi non ti manca niente, No, il lavoro ce l'hai, sì. Un bello stipendio ce l'hai, Ce l'ho, sì. La casa ce l'hai, Ce l'ho, sì. Ti sai adattare a cucinare, a fare i lavori domestici, sì, quindi sei un uomo perfetto, sì. Ti manca solo la donna, giustamente, l'anima gemella. Va bene Domenico, ascolta, a che genere di donna siamo interessati? Parlami dell'età di partenza, da che età dovrebbe partire questa donna? Magari da 40 in su. Da 40 in su, 40, per arrivare a un massimo di 45 magari, 45 anni. 45, quindi dai 40 ai 45. Io sono 48, vabbè, per caso per giù, oppure 45, 46, quello che... Bene o male, dai 40 ai 50, 50 perché ci sono donne a 50 anni che si mantengono bene. Bene. Va bene, hai preferenza bionda, bruna, non so? No, bruna. Ti piace bruna? Bruna, sì. Alta come me, magari come te, quanto sei alto? 1,72, 73. 1,72, quindi la vuoi altina, non la vuoi bassina? No, è giusto, va bene, sei innamorato delle bellezze mediterranee, sì, ti piace la classica tipa siciliana, giusto? Sì. Per quanto riguarda aspetto fisico ti piace la donna snella o anche robustina va bene? No, va bene pure snella, se c'è snella è meglio ancora. È meglio. Oppure se un po' robustina magari di corpo va bene pure. Va bene pure lo basta che sia di sesso femminile. Questo è scontato. È scontato, è giusto. Va bene Domenico, i tuoi hobby, parlaci un po' di te, che tipo sei? Parlaci del tuo carattere, descriviti. Allora, il mio carattere è che io sono un tipo molto ragazzo, molto emotivo. Tutte emozioni. Emozioni, sì, un'emozione. Poi come hobby, ho detto hobby, io vado al lavoro, la mattina vado a lavorare. Come hobby? Come questo è il lavoro, poi sempre la sera vado in giro con gli amici, andare a mangiare la pizza. Sì. Come lavoro allora? Come hobby. Come hobby. Come hobby. Come hobby nel senso che dice se faccio qualche cosa dice, tipo calcio, questo dici tu? Sì. No, tu hai hobby, tu hai sport, cosa ti piace fare, allora, la musica che ti piace ascoltare? Io sono a casa e mi guardo la televisione, ho il combat, mi sento un po' le canzoni e poi altri hobby vado in giro con gli amici a mangiare la pizza, andiamo al mare a fare. Ora ti sei stancato di stare da solo e vai cercando l'anima gemella, e mi sembra giusto. La solitudine non è buona per nessuno, neanche per gli animali, figuriamoci per le persone. Ascoltami Domenico, come mai ti sei convinto di venire nella mia trasmissione? Perché tramite un mio amico di Castelvetrano mi ha detto, dice telefona a questo numero a Strano Amore, così ti d'accordo con lui per sapere se trovi qualche anima gemella pure per, esatto. Quindi questo. Di voce popolare. Di voce popolare, sì. Ti hanno detto che con me ci sono ottime speranze. Dice può darsi che trovi l'anima gemella, trovo qualche amicizia magari da fare in compagnia, stare in compagnia. E hai chiamato? Ho chiamato a te per questo, se non è per il mio amico non sapevo questa cosa. Certo. È questo. Va bene Domenico, ascoltami, in questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando, stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi lanciare un messaggio verso di loro parlando con la telecamera come se stessi parlando direttamente con loro? Vai. Se voi mi volete conoscere chiamatemi, il numero Alberto lo sa, se volete chiamarmi io sono sempre a disposizione da 24 ore su 24 ore. Perfetto, era un bel messaggio completo. Grazie. Va bene, amiche telespettatrici, è qua Domenico, 48 anni, di Castelvetrano, è intenzionato ad una storia seria, si vuole praticamente mettere con una donna per crearsi un futuro, una famiglia, avere bambini, sposarsi, eccetera eccetera. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non possono fare altro che chiamarlo come al solito al numero di telefono che state vedendo in sovraimpressione, è il numero telefonico di Domenico, per cui per contattarlo personalmente chiamate e lui stesso vi darà le istruzioni necessarie su come incontrarvi. Dico bene? Giusto, va bene. Va bene. E cosa possiamo dire più di questo, Domenico? Non lo so, io intendo come io
io trovo voglio cercare l'anima per sistemare, per conoscerci bene, vediamo cosa, per uscire assieme una sera, andare a mangiare una cosa assieme, e poi vediamo, conoscerci bene, vediamo come tipo di carattere che c'ha lei, il carattere pure vedo lei, pure a me, è tutto questo. Perfetto, avete visto Domenico si presenta bene, è un ragazzo a posto, la macchina ce l'ha, c'ha un bel lavoro, c'ha la casa, non gli manca niente, gli manca solo la presenza femminile. Per cui ripeto, per tutte quelle di voi che lo vogliono contattare, chiamino al numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Domenico è qui e si vuole sistemare. Va bene? Va bene. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente e Domenico Sacco. Ciao ciao. Ciao ciao.